Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale con subito Elton Francis che conquista la testa nei confronti di Elioz, mentre all'esterno rimane per il momento Eubuleo che cerca di ricavarsi posto alla corda che per il momento non trova. Numero 5 Elena Selfs, squalificato. E intanto parcheggia in terza posizione M. Stella, mentre sbaglia Eubuleo. Dopo i primi 200 Numero metri 3 di Buleo, gara squalificato. cerca di avanzare intanto Empire S. 400 metri che se ne vanno in 31,1 con in vantaggio Elton Francis, seconda posizione per Elioz, poi in terza c'è M. Stella, all'esterno avanza Empire S che gradualmente si riavvicina dopo aver rifatto la penalità, anche se ancora una quindicina di metri dalla testa. 47,6, va via sul passo Elton Francis che arriva al paletto del mezzo miglio in 1,3,4, un secondo quarto in 32,3. Empire S avvicina ora Elioz, lo copre. Ed Elton Francis arriva così a completare un chilometro molto tranquillo in 1,18,7. Empire S all'esterno ha raggiunto Elioz e ora punta su Elton Francis quando siamo a 850 dalla conclusione. All'esterno cerca di progredire anche Ele Lamborghini che arriva al sediolo di M. Stella. Tanto un parziale ora diverso, 14,6. Insiste al largo Empire S, risponde comunque Elton Francis, si arriva ai 600 finali con un'altra frazione in 14,5. Numero 9 Elton Eclipse Francis, Adri, ma anche Empire S squalificato. insiste nella sua progressione, attacca con estrema decisione a 450 dalla conclusione, copre interamente il battistrada. Mette qualcosa davanti ma arriva alla curva, al largo c'è anche M. Stella che ha spostato dalla posizione alla corda, si riprende bene Elton Francis mentre Empire S deve ritrovare argomenti per portarsi nuovamente all'attacco ma finisce con l'errore sbagliare e così in vantaggio è Elton Francis ai 150 conclusioni. Numero 10 Elton Francis Empire S, contro M. squalificato. Stella che finisce forte al largo, M. Stella nel finale passa per vincere per il secondo, invece forse Elioz riesce a bruciare Elton Francis. 1,16,4 il ragguaglio conclusivo, la vittoria per M. Stella e Sandro Capenti che di spunto, andiamo a rivedere le immagini, riescono a piegare Elton Francis che sul palo è raggiunto da Elioz e forse anche battuto. Andiamo a rivedere, passa nettamente M. Stella, mentre per il secondo a fil di palo bisogna vedere i tempi di trotto perché i due sono molto molto vicini, Elioz e Elton Francis. Foto quindi probabile per il secondo posto, la vittoria per M. Stella e Sandro Capenti in sediolo e al training per conto del signor Massimo Maltagliati.